Allora, benvenute e benvenuti. Io sono Sabatina Napolitano. Oggi incontreremo uno scrittore, un regista, un musicista e avremo modo di presentarlo meglio. Si tratta di Leonardo Bonetti. Leonardo ha pubblicato ultimamente un libro che si chiama L'isola che non c'era per Il Ramo e la Foglia Edizioni. Ehm, Cerco di raccontare un po' com'è andata. Per via della pandemia, Leonardo mi aveva contattato agli inizi di quest'anno perché si voleva fare una presentazione a Napoli. Ecco, appunto, il libro non era ancora uscito. A causa della pandemia e di tutto quello che abbiamo vissuto tutti quanti, è stato impossibile organizzare questa presentazione, perlomeno per me. Quindi avevo detto a Leonardo di aspettare il momento giusto affinché io e lui ci trovassimo con gli impegni per organizzare una presentazione almeno tramite internet prima di farne una o di incontrarci dal vivo. Quindi io addirittura avevo pensato di recensire il romanzo su un giornale, ma non ne ho avuto l'occasione. Quindi siamo arrivati ad oggi, fortunatamente, che abbiamo la possibilità di fare questa diretta anche purtroppo online. Ehm, Cerco di presentare brevemente l'opera e la fortuna che sta avendo il romanzo. Il romanzo è stato recensito da siti di nostra conoscenza come Minima Moralia, Formica Leone, Letterature, Satisfiction. Anche ho letto una recensione di Martino Ciano su Borden Liber e avevamo deciso io e Leonardo di parlare anche di Sebald ehm, e della Ortese. Quindi nel momento in cui contatterò Leonardo inizierò un po' a parlare di tutta la sua carriera perché è vasta. Io ho stampato, però la conoscevo già perché io già ho recensito. Leonardo ha avuto il piacere di leggere un altro suo romanzo che ho recensito più di un anno fa sul giornale letterario, un romanzo bellissimo, almeno quanto questo. Quindi io avevo già letto la rassegna stampa, poi mi sono aggiornata con le ultime uscite per l'ultimo romanzo e la rassegna stampata, che non conta tutto, è di 4-5 pagine, però io volevo cogliere solo gli aspetti che mi hanno maggiormente colpita. Quindi aspettiamo un altro po' che vi connettiate tutti e poi iniziamo a presentare Leonardo. Il romanzo, come è stato detto, e poi anch'io dirò la mia, è scritto in uno stile nobile, uno stile elegante. Leonardo comunque è un romanziere raffinato, che usa la sua lingua dettagliatamente, con uno stile personale e unico. Quindi è bello leggere il romanzo perché le scene sono descritte così meravigliosamente che ti appassiona, ti appassiona. Avremo modo anche di di parlare d'altro perché appunto l'isola che non c'era è un tema che ci fa pensare a tante cose come la memoria, come le cose perdute, come... Leonardo mi ha contattato che c'è, quindi possiamo... Vediamo. E quindi sì, eccolo. Ciao Sabatina, Buonasera, come stai? buonasera.
Diciamo che pian piano sto migliorando perché ho avuto questo problema all'occhio, ho subito un intervento e ancora ho qualche disturbo visivo, ma insomma dai, diciamo che va meglio. Ok, niente, Leonardo, stavo anticipando che noi purtroppo per via della pandemia non abbiamo potuto realizzare una presentazione dal vivo, quindi abbiamo un po' tentennato per cercare di vedere come meglio potevamo fare e oggi fortunatamente, anche se online, però possiamo almeno iniziare a parlare di questo romanzo bellissimo, L'isola che non c'era. Ho cominciato a anticipare che il tuo curriculum è vasto perché tutti abbiamo letto più o meno la rassegna stampa, anche se molti non hanno letto i romanzi, io per esempio non li ho letti tutti, lo ammetto, e quindi però li riprenderò, Leonardo, li riprenderò col tempo. Quindi sì, Leonardo Bonetti, una laurea in lettere con una tesi sulla metrica della scapigliatura, quindi un profilo accademico, ci aspetteremo altro dal destino. E invece lui è uno dei fondatori dei gruppi storici dell'underground italiano, appunto gli Arpia, nati nel 1984. Io ho visto dei video su YouTube delle ultime musiche, i video non si vedono tanto bene, però colgo l'aspetto, colgo il sentimento che anima il gruppo. Perlomeno io sono riuscita a coglierlo, anche se non sono una critica musicale. Lui ha pubblicato ovviamente vari libri: Delusioni, Resurrezione e Metamorfosi, Bianco Zero, Idolo e Crine, Liberazione, Terramare, Racconto d'inverno. Poi c'è ovviamente il romanzo che ho anche recensito, come ho detto, ho recensito più di un anno fa ormai, e nella rassegna stampa mi piaceva anche citare quello che ha scritto Davide Brullo Mm. nel giornale il 13 luglio del 2014. Lui scrive, il romanzo si riferisce, ovviamente, non voglio sbagliarmi perché ne ha scritti così tanti che non voglio fare gaffe, del 2013, si riferisce al racconto d'autunno. No, forse d'inverno. No, perché dice un libro sublime e retro che Sì, fa è il racconto volutamente d'inverno. autore del micidiale racconto d'autunno. Sì, perché lui si riferisce al racconto d'inverno perché il racconto d'autunno l'aveva già letto. Quindi, in effetti, lui dice: il romanzo, proprio per la sua scrittura screziata e fuori tempo, squarcia il mondo piccolo borghese della critica letteraria. E tra i primi libri dell'anno per il Sole 24 Ore, preferito a Roberto Saviano, Margaret Mazzantini e tanti altri. Quindi il relativo successo non è insomma imputabile solo a questo ultimo romanzo, ma tutti i romanzi hanno avuto un plauso della critica, parliamoci chiaro, perché comunque noi conosciamo, ci sono stati autori e autrici, ecco, leggevo di Anna Maria Ortese, che non ha avuto per niente, non è stata incoraggiata per niente dalla critica, anzi lei appunto scriveva e ha scritto L'iguana in questa capanna riservata nella sua cucina, ha scritto questa fiaba proprio perché lei non era incoraggiata dalla critica, si sentiva anche lei un'estraniata. Quindi sì, personaggio poliedrico, a mio parere uno dei più grandi scrittori che conosco al momento. Sei Quindi troppo buona però. no, no, molti mi dicono che sono elitaria e non buona. Ti Sì, ringrazio comunque. in effetti il tema dell'isola è stato scritto e detto, io ho raccolto anche le recensioni che ti sono state fatte perché erano opportune, era opportuno fare queste citazioni, come ad esempio il rimando all'Isola della Tempesta in Shakespeare, l'Isola del Tesoro in Stevenson, l'Isola misteriosa in Verne, La Puta in Gulliver, l'isola di Robinson Crusoe, Morante, l'isola di Arturo, Itaca, Ebuda in Ariosto, l'isola dei Lotofagi nell'Odissea, eccetera, eccetera. In ogni caso, il romanzo è
come tanti altri romanzi, perché io sto leggendo anche, ho letto anche il romanzo che l'anno scorso è finito come narrativa, come opera prima, e ha vinto il Campiello opera prima. In ogni caso, il tema dell'isola è un tema ricorrente, ma il modo in cui tu tratti questo tema è anche il rinnovare il tema stesso, offrire uno sguardo, offrire una visione, offrire la diversità di quello che può essere un'isola. In realtà, per mio parere, appena che l'ho letto, l'ho trovato veramente molto diverso dal romanzo che ho recensito l'altra volta. È un romanzo pieno di una fantasia che alcuni definiscono arcaica, ma invece è una fantasia matura, suggestiva, piena anche di pause musicali, di una certa musicalità. Si nota realmente il tuo occhio, perché comunque poi parleremo anche del fatto che Leonardo è anche regista, quindi lui è completo, è un artista completo, per questo nelle pagine si evince questa maturità. È chiaro, per chi vuole leggere una narrativa matura, sceglie un romanzo del genere. Questo non significa che è una narrativa di nicchia, parliamoci chiaro, perché comunque dopo parleremo anche del fatto che gli editori sono gli amici della Recherche, quindi del sito letterario Recherche. Non si tratta di narrativa di nicchia, si tratta di un gusto. Per chi è allenato alla lettura e alla scrittura è un gusto. È un gusto non sofisticato, ma piuttosto è un gusto che ti viene dalla cultura, dall'orecchio, dall'apprendimento. E chi trova calzante questo gusto, chiaramente comprerà questo romanzo, perché è una bellissima fiaba, ma non è una fiaba. Non ha i caratteri di una fiaba, ma è una bellissima visione, che in realtà non è una visione, quindi ha le contrapposizioni utili per una narrativa che non è una narrativa di nicchia. Chiaramente leggevo un articolo di Pietro Citati appunto a Sebald, e lui parlava del fatto che la letteratura è difficile. Non era stato tradotto, non era stato capito Sebald in Italia, se non dal genio di Galasso, che poi in un modo o nell'altro ricorderemo, perché la definivano difficile. In effetti però lui aggiunge, ora Pietro Citati ha 91 anni, e gran parte della saggezza italiana, e lui aggiunge che la letteratura è difficile. Questa formula del fatto che la letteratura, per non essere di nicchia, deve essere una letteratura semplice, banale, ridimensionata, una storia così aumentata di dimensioni, allargata, amplificata. No, la letteratura è difficile, parliamoci chiaro, è ancora difficile. E la tua letteratura è una letteratura difficile, non è una letteratura facile, è una letteratura per un pubblico colto. Chiaramente incontra anche i gusti di chi è allenato. Però in questo quadro io personalmente inserirei il romanzo, che appunto lascia una ferita che è la ferita, che poi sana la filosofia, che poi sana l'arte, che poi sana la musica. È una ferita che ti fa pensare, e a questo serve la letteratura difficile. Quindi ben venga veramente parlare con autori come te. Ora ti lascio la parola, perché Grazie. altrimenti. No, no, sono felice, insomma, di quello che hai detto. Forse sei stata generosa, un po', molto generosa con me, io ti ringrazio. Però effettivamente molte cose che tu hai detto io le condivido in pieno, tra cui quest'ultima sulla difficoltà della letteratura. Messa così, sulla difficoltà sembrerebbe quasi che diventa una cosa complicata, no? Leggere. Invece no, c'è una complessità, che è la complessità poi del reale. Diciamo che dietro questa idea dell'isola, no? Dell'isola che non c'era,
che è un libro che io ho scritto comunque nel corso di 9 anni, cioè comunque è stata una scrittura sedimentata, diciamo così, no? Ehm, C'è forse in controluce appare questa idea della difficoltà dello scrivere, ma si scrive comunque passo passo, no? Cioè si scrive giornalmente, si scrive come un atto semplice, quotidiano, e nello stesso tempo poi questo atto semplice quotidiano porta con sé tutta la complessità di un mondo che è un mondo interiore, oltre che un mondo osservato, vissuto, sperimentato. È anche un mondo interiore. E io credo che forse uno degli aspetti, diciamo, di difficoltà di questo tipo di letteratura è proprio legato a questo aspetto di ricerca del profondo, chiamiamola così, diciamo, definiamolo così. E nello stesso tempo io ho scritto un libro, come dicevi giustamente tu, che non è di nicchia. Io non credo proprio che sia di nicchia. Forse può apparire di nicchia se l'idea della letteratura è quella che dicevi tu, quella dell'errore, cioè quella della letteratura come puro disimpegno, come puro intrattenimento e che quindi segue un pensiero calcolante, cioè che è il pensiero di dire un po' così da marketing, per cui uno scrittore si trasforma quasi in un manager di se stesso e deve cominciare a verificare quelle che possono essere le strade che lo portano a un certo pubblico di lettori. Ecco, allora magari può sembrare di nicchia, ma non lo è. Tant'è vero che si confronta, come dicevi tu, con tutta una letteratura che diciamo che è della tradizione. In fondo l'Isola ha a che fare con questi temi, no, antichissimi. Hai citato l'Odissea, hai citato grandi libri del passato. E c'è il viaggio e c'è una ricerca. Ecco, in questa scrittura e in questa idea del viaggio e della ricerca, uno forse dei temi fondamentali, io credo che c'è in questo libro, è quello del tempo. Cioè, perché io non disdegno una letteratura che è anche di pensiero. Cioè, dietro alla parola letteraria c'è anche il pensiero. Sono, come dicevi tu, no? Vengo dalla poesia, vengo dalla musica, quindi, come potrei dire, da delle arti che hanno a che fare con un sentimento del profondo e che in fondo è anche irrazionale, no? Però non disdegno il logos e il pensiero. Ecco, io direi che quest'isola che non c'era ha a che fare anche con questo tema del tempo, che è declinato in un certo modo e secondo me esce fuori già dal titolo. Cioè perché l'isola che non c'era parla di qualcosa che non c'era, cioè di un mondo che non c'era. Ora io su questo poi ho molto riflettuto perché essendo io scrivo seguendo un flusso, se devo seguire questo flusso mi devo abbandonare anche a questo flusso, non posso dirigerlo troppo perché se lo dirigo troppo poi lo snaturo e in qualche modo faccio delle forzature che portano ad essere, diciamo in qualche maniera, producono un elemento esiziale della parola, quindi la fanno deperire in qualche maniera, la offendono, la feriscono. Ecco, L'isola che non c'era è un titolo su cui ho riflettuto molto e che in realtà io credo che sia scandalosamente contraddittorio nei confronti del testo, del libro. Cioè, per me quest'isola in realtà c'era. Invece che non esserci, c'era già. C'era, io credo che c'è e ci sarà. Cioè, penso che sia un eterno. Non è per niente un qualcosa legato a un tempo che porta le cose, i mondi, gli abitatori di questi mondi dal nulla all'esserci e poi di nuovo al nulla. Credo che diciamo che è un libro su un eterno, cioè che è questo mondo dell'isola.
Quindi ho molto riflettuto e penso che questo titolo in realtà, mi sono detto, è figlio di un si dice, di una voce che viene dall'esterno. Si dice che l'isola non c'era. Si dice che l'isola non c'era, ma in realtà c'era già da prima. Perché c'era? È perché semplicemente l'isola è emersa. Ora, se noi, e qui appunto il discorso del tempo e diciamo della realtà, del reale, così amo definirlo, se noi ci illudiamo che ciò che è immerso non esiste, ecco, allora credo che entriamo direttamente nell'errore di considerare reale solo ciò che è apparente. Eh, l'isola, quindi, l'isola c'era anche prima, era, uso un termine che viene da Tasso, assoluta, assoluta nel senso di assorbita, no? C'era, era immersa, era nascosta, non era venuta alla luce. Non era venuta alla luce. Poi a un certo punto viene alla luce, ecco, e allora arriva all'apparenza ed entriamo in contatto con lei. Ma io, per andare avanti in questo ragionamento, posso anche dire che anche quando l'isola emerge, c'è una parte dell'isola che rimane ancora sommersa. Ecco, in questo senso credo che giocano molti influssi, no, in me e la Ortese gioca un ruolo fondamentale nel concetto del reale, molto più ampio di quello che è oggi considerato, diciamo, dalla postmodernità, cioè un reale che comprende anche l'aspetto nascosto delle cose. E io penso che un po' questo sia l'elemento fondamentale di chi scrive, cioè chi, e qui dico chi scrive in che senso? Chi scrive in senso poetico. Ora mi si dirà, ma tu scrivi romanzi, scrivi prosa, non scrivi poesia. Beh, per me queste divisioni, diciamo, di genere, sinceramente, lasciano un po' il tempo che trovano. Per me è poesia, cioè la scrittura è poesia. La poesia non è un genere letterario, ma è proprio una dimensione che attraversa tutti i linguaggi. Ti posso anche dire, siccome tu mi hai detto che io vengo anche dalla musica, è vero, vengo dalla musica, ho adesso ultimamente sperimentato anche nel cinema, ti posso dire che faccio poesia sia in musica che col cinema e con la letteratura e col romanzo. Per cui, ecco, non riesco a trovare questi, diciamo, a stabilire questi confini in modo netto. Ecco, che cos'è quindi questo compito, io credo, della poesia, cioè dell'espressivo, chiamiamolo così, è quello proprio di fare una vera e propria religione del reale, cioè di legare insieme questi aspetti del reale. L'aspetto del tempo, quello cronologico, quello dell'apparenza, ma anche quello dell'eterno e quindi del nascosto. Cioè, aletheia in greco vuol dire verità, che in realtà etimologicamente significa non nascosto. La filosofia si occupa della verità, cioè delle cose che emergono, che vengono alla luce, ma la poesia ha un'ambizione ancora forse più grande, che è quella di mettere insieme proprio gli aspetti invece nascosti e anche le piccole persone, come diceva la Urtese, cioè gli umili, gli ultimi, gli animali, il mondo animale, e non solo quello diciamo, dell'umanesimo per come lo conosciamo diciamo che è il frutto dell'età moderna. Sì, in effetti tu hai caratterizzato l'isola quando hai detto l'isola come l'hai personalizzata. L'isola c'era ma non c'era, quindi diventa l'isola un personaggio. Questo è stato anche accennato in modo allusivo, però è stato accennato nelle varie recensioni. Il fatto che l'isola sia un personaggio lo mette in relazione anche al personaggio principale, appunto Leo. Leo è un personaggio che a me risulta simpatico alla fine e soprattutto rimanda a tutta quella letteratura del pellegrinaggio, il pellegrino che va alla scoperta
scoperta di qualcosa che c'era, non c'era, alla scoperta anche di qualcosa di se stesso, in un modo o nell'altro anche un percorso, se vogliamo, che riprende Dante, proprio per citare il massimo dei poeti. In ogni caso il riferimento Pellegrino non è a Pellegrino, l'autrice che è finita, che sta al premio Campiello, che tra l'altro non disprezzo. Ci sono altre autrici, molte, che nella vita ho disprezzato. Però, chiudendo questo discorso, il tema del pellegrino, ecco, pellegrino nel tempo, in questo tempo eterno, che quindi è caratterizzato da una metafisica. La stessa metafisica è quella di Sebald, se vogliamo, perché Sebald è passato anche per lo scrittore che ha fatto della metafisica una scienza, perché il romanzo è intriso di metafisica e appunto questo non è tanto la filosofia, trovare il senso della vita, il romanzo, ma trovare nella metafisica una formula per descrivere quello che non si può conoscere. La funzione del romanzo è sempre stata quella di rappresentare, per molti, per molti intellettuali, è sempre stata quella di rappresentare la realtà e riprodurla. Quindi si continuava, si rappresentava una realtà sociale, si iniziava con le lettere, con i romanzi epistolari, poi si è finito alla formazione del romanzo vero e proprio. Ma il romanzo vero e proprio come genere conosce anche il genere fantastico. In questo caso io non parlerei del genere fantastico e non chiuderei il romanzo in una cornice di genere. Il fatto è questo, che il tuo romanzo racconta di un percorso, di un pellegrinaggio verso la metafisica della poesia, della musica, che dà un senso alla vita. Non è un romanzo che riproduce una situazione reale, riproduce un quadro reale, la famosa mimesi, per problematizzarlo. Non ha di questa necessità. Usi altre strade, usi delle strade che probabilmente sono molto più vicine alla poesia. Pensiamo al Porto Sepolto di Ungaretti o pensiamo alle immersioni dei Palombari. In ogni caso sì, il tema dell'immersione ha del poetico, però personalmente ci trovo anche la metafisica di Sebald che tu apprezzi molto. Per quanto riguarda invece la Ortese, io mi volevo soffermare su questo perché in passato ho anche parlato in degli altri video che ho fatto, perché tu sai, ogni tanto io recensisco dei libri. Ora mi è passato perché ho modo di parlare con i miei amici, con voi autori, abbiamo modo di discutere, ma in passato prendevo e recensivo dei libri per seguire una metafisica che anch'io sono pellegrina di me stessa a volte, in questi meandri della poesia e dell'esistenza. In ogni caso, ho parlato appunto della tempesta di Shakespeare e quindi dell'iguana di Ortese. In effetti, la tempesta di Shakespeare nell'isola di Shakespeare, la caratterizzazione è tipicamente psicologica, perché Shakespeare ha anche questa formula, usa il teatro soprattutto anche per sottolineare, per fare luce sugli aspetti drammatici, psicologici della natura dell'uomo. Tu invece in questo romanzo usi un distacco, un'ironia, ma anche una grande tenerezza verso i personaggi. Quello che manca in Shakespeare, perché Shakespeare voleva sottolineare e mettere in luce appunto i drammi dell'uomo, i drammi della natura dell'uomo. L'iguana di Ortese è questo personaggio che lucertola, sì, ma il fatto è questo che scrivere dell'isola caratterizza anche uno stato mentale, che è lontano. Io volevo sapere se quest'isola che è lontana da Leo, che però poi viene conquistata e abitata, è un'isola che è un personaggio per te, che fa parte di te. Volevo un po' sottolineare l'aspetto simbolico ma anche psicologico dell'opera e collegarmi al fatto che tu sei arrivato anche secondo al premio Anna Maria Ortese degli Amici Napoletani.
Secondo te questo riferimento è calzante alla tua letteratura, pur essendo un riferimento femminile, o preferisci rassomigliarti alle opere degli scrittori? Allora, mi interessa molto quello che dici sulla questione isola-personaggio e sugli aspetti, diciamo, psicologici, nel senso quasi di un personaggio che non, essendo un personaggio, non assume immediatamente la solita dimensione simbolica, no? Che è quella un po' consueta dell'isola e che effettivamente ha anche l'isola, questa dimensione simbolica. Però e anche questo aspetto del collegamento con la Ortese, come dicevi tu, della scrittrice. Ehm, sì, io credo effettivamente, mi interessa diciamo, questo taglio, no? Questa interpretazione, questa lettura dell'isola come personaggio, mi interessa perché effettivamente ci ritrovo nell'isola, e qui mi collego sempre alla Ortese, una sorta di, ecco, se devo dire, se è un personaggio è un cucciolo, l'isola. E, e qui mi ricollego al discorso che facevi, che secondo me è acutissimo questo, che hai colto del libro, cioè del distacco, dell'ironia e della tenerezza. E mettere insieme questi aspetti qui. E sono presenti proprio entrambi questi aspetti insieme. Perché di solito l'ironia viene visto proprio come un distacco che o diventa gelido, oppure diventa Cinico, come sì, nel caso di cinico, Sebald, a esatto, volte. no? A volte può avere questa, Mm. cioè disumanizza, invece qui è fortemente umana questa cosa e c'è anche del femminile in questo, cioè devo dire, no? Per cui ecco che l'isola è una piccola persona, direbbe la Ortese. Eh? Cioè l'isola deve essere proprio cullata, deve essere accarezzata, cioè deve avere questo tipo. eh, Leo in fondo è un personaggio che se ti sta simpatico, io sono contento che ti sta simpatico perché effettivamente anche a me fa simpatia e non solo simpatia, tanta tenerezza anche in fondo, no? Perché mi sembra abbastanza sprovveduto come personaggio, abbastanza ingenuo, abbastanza puro e anche abbastanza sventato, diciamo, a volte, nelle cose che lui compie all'interno del percorso di pellegrinaggio che dicevi che fa all'interno dell'isola. Quindi è come se il rapporto che Leo instaurasse con l'isola fosse un rapporto, diciamo, sano, virtuoso, ma che questo rapporto sano, virtuoso, man mano venga un po' corroso da una dimensione che lui invece trova sull'isola della comunità che vive sull'isola. Cioè una comunità che pian piano cambia volto. All'inizio si mostra in un certo modo, poi pian piano invece muta e si rivela, si manifesta in un modo che comincia ad assumere anche aspetti di, se vogliamo, di perturbante. Perché sembrerebbe, comincia man mano Leo va avanti in questo percorso dell'isola, adesso tra parentesi qualche elemento di trama, cioè diciamo un'isola che sembrerebbe quasi rappresentare un'isola felice, un'isola dove una comunità si è riunita secondo modi, consuetudini che sembrano superare tutte quelle che sono le Che non sono di degenerazioni. fantasmi, sono persone che Esatto, provano esatto, sentimenti, si animano, esatto, vicini a noi. esatto, esatto. E che quindi saranno questa cosa, e poi pian piano invece scopre Leo che invece c'è del nascosto anche lì, c'è, c'è- c'è un enigma dell'isola che lui, ecco, comincia a voler indagare, visto che è anche curioso, diciamo, un personaggio anche curioso, no? La E- curiositas tipica. esatto, esatto, di chi poi chiaramente fa il percorso. E, quindi quasi quasi sembrerebbe essere corroso da questa, diciamo che è una curiositas, come dici tu, e quindi c'è un elemento positivo in questo ingenuo, ma nello stesso tempo in questa curiosità c'è anche la voglia di possedere l'isola. Cioè il rischio è che quello che è l'errore grande, su cui che è un cammino che hanno intrapreso coloro che hanno costruito, diciamo, la comunità dell'isola, che è stato quello proprio di, in qualche modo, costruire un potere sull'isola, pensare che l'isola si possa possedere, si possa comprendere anche, direi, perché cioè, già l'idea di volerla comprendere vuol dire nasconde un'idea di dominio. Infatti in questo c'è un'interpretazione freudiana. Sì, esattamente. Cioè,
si può ritornare all'inconscio. Io l'inconscio lo mantengo, diciamo, lo faccio rientrare sempre in quella dimensione, diciamo, più ampia di, come potrei chiamarla, eh, coscienza del mondo che è, come dire, quasi un luogo, per me la coscienza del mondo di cui noi siamo quasi portatori empirici, no? È questa coscienza che è universale, che noi ogni volta che siamo qui sulla Terra, io, te e qualsiasi altro della nostra specie, rinnoviamo, la faccio rientrare l'inconscio in questa forma di coscienza che ha a che fare con un elemento più profondo, diciamo un essere delle cose, chiamiamolo così, con cui siamo in contatto, che è misteriosissimo, insomma, diciamo, che non riusciamo mai a prendere. Ecco, l'isola un po', in qualche modo, è anch'essa una creatura che viene da questo mare dell'essere. E quindi non prenderla, comprenderla del tutto, volerla capire, con gli strumenti vuol dire volerla dominare. Questo, insomma, in questo c'è un elemento di male, se vogliamo, no? Leo forse sembrerebbe quasi cadere anche lui in questo meccanismo, lo voglio capire, voglio comprendere, ma in realtà non va compresa l'isola, va amata. Ma in ogni caso non solo l'interpretazione psicologica, ma anche l'interpretazione politica. Sì, Io certo. azzardo, perché per esempio adesso perché io ho letto il romanzo, quindi l'ho incamerato, adesso che tu hai parlato dell'aspetto politico, se Sì. vogliamo, del romanzo, nel capitolo 17, quando tu parli del governo dell'isola, appunto, per esempio, dici: l'isola è sola, infine, è separata da tutto. È il suo segreto, la garanzia della sua immutabilità, come un vulcano in grado di contemplare la propria eruzione, giudicandola tanto prevedibile quanto catastrofica. Ecco, io ieri notte, per dire, ultimamente non sto dormendo, Leonardo, e stavo pensando a una cosa che tiene stretti, perlomeno l'inconscio dei napoletani. Mm. Ci occupiamo. Allora, Leo vede quest'isola. L'isola non ha rovine, l'isola non si presenta rovinata. Tu ti immagini che quest'isola in un modo o nell'altro prima non esisteva, poi esisteva, è sempre esistita, non è mai esistita, e comunque presenti delle rovine, che sia comunque devastata. E quindi stavo pensando invece al fatto che ci sono, ci sono tanti modi di vedere il tempo, la storia, quello che è stato, quello che è dimenticato. Se pensiamo anche alle eruzioni del Vesuvio, l'ultima eruzione è stata quella, questo per collegarci anche a un tema attuale, l'ultima eruzione è stata nel secondo dopoguerra, Mhm. intorno non moltissimi anni fa, e il Vesuvio è andato in quiescenza. Ma al di là di tutto, io credo che le prove di evacuazione si debbano ancora fare, anche se io non ho peso politico e non c'entra niente, da civile lo dico. Ma eh, ecco, pensando a questo vulcano, se l'isola fosse un qualcosa di così esplosivo come per esempio il Vesuvio, darebbe un grosso disagio anche dal punto inconscio, psicologico. Si parla di rovine serie, quindi Pompei e Ercolano ci fanno anche riflettere sul fatto che oggi bisogna fare piani di evacuazione, perché in questo ti dico una cosa proprio da civile. Qua, se veramente esplode il Vesuvio di nuovo, penso che soprattutto gli abitanti che stanno sotto al Vesuvio stanno veramente in una situazione pericolosa. Ora io non mi occupo di questo, non studio vulcani, perché ho visto anche in varia letteratura Bordini, costruttore di vulcani, eccetera. Stanotte pensavo a questi vulcani, perché poi sono stata in Toscana dove c'è questo vulcano, l'Amiata, ma è un vulcano spento. Il Vesuvio è un vulcano che potrebbe eruttare, per dire, e Certo. quindi mi fa pensare, per dei collegamenti freudiani probabilmente, stanotte non ho dormito perché appunto, veramente Leonardo, perché appunto pensavo, io ho finito di leggere il tuo romanzo e pensavo ai popoli che stanno sotto al Vesuvio. Tra l'altro che se il Vesuvio esplode anch'io, tutta la Campania, ma non solo, perché nell'ultima esplosione le ceneri lapili sono arrivati a Bari, dipende dai venti, quindi
Se dovesse accadere una cosa del genere sarebbe un dramma storico. L'ultima volta Una sono morti tragedia, tipo certo. una tragedia, 4.000-5.000 persone. L'ultima volta ho visto anche dei filmati dove i soldati levavano questa lava, queste lapille dai soffitti, perché poi si mette sui soffitti e il peso è talmente grave che proprio schiaccia le persone nelle case. Quindi Pompei, Ercolano, le rovine dal punto di vista archeologico sono una grandezza, sì, ma soprattutto indagare sui piani di evacuazione che ci interessa, perché considerare la natura del romanzo e anche considerare queste riflessioni che ti porta il romanzo sul senso dell'esistenza, riscoprire le rovine, ma quante rovine ci sono dentro noi, dentro le nostre ombre, dentro gli aspetti della società. Questo è per fare un breve riferimento, forse che non è calzante, ma a me mi ha turbato molto perché tu hai una forma di scrittura che è talmente perfezionata nello strumento che ti scava, ti scava. Personalmente hai scavato nel mio inconscio. Io quando ho letto questi tratti, io ho pensato veramente al Vesuvio, ho pensato veramente al senso del tempo. Noi rivediamo il tempo con un culto. Andiamo a Pompei, andiamo a Ercolano, archeologi ore intere a scavare questi corpi di queste povere persone che sono state sepolte vive da questa lava, dalle eruzioni, dai lapilli, morti così. Quindi noi ci affasciniamo a trovare ancora questi resti di queste persone che magari troviamo così, cioè in pose attuali. Ma questo è drammatico, è tragico. Se pensiamo che Assolutamente. potremmo fare qualcosa per evitare tragedie, questo per dirne una, il senso del tempo. Questo dicevi per collegarlo con la questione politica, no? C'è una Ne- questione ne- anche politica, politica sociale, perché certo. parlavi del governo, insomma, diciamo, quindi c'è un problema, anche se lì nell'isola che non c'era, la questione politica è più, diciamo, generale, viene posta più in generale come questione del governo dell'isola e di un potere che quindi in qualche maniera contraddirebbe quello che si dice dell'isola, cioè di un'isola dove non esiste sottomissione di alcuno a una forma di potere Sì, è un po' che... utopica, ma è una Certo, provocazione. perché lì nell'isola chiaramente ci sono anche quegli elementi di riferimento alle isole di Tommaso Moro, Utopia, Certo, eccetera, quindi c'è anche quella la dimensione lì. narrativa politica, se vogliamo. Comunque, in effetti, se una politica, diciamola così, se una politica da questo libro viene prefigurata come possibile, è una politica che accarezzi i propri cittadini. Cioè, nel senso che quello che viene proprio messo, viene sottolineato come un aspetto negativo è questa idea strumentale, utilitaristica della politica come un elemento di sottomissione in realtà, di dominio, ma non solo delle persone, la Ortese direbbe del mondo animale, per esempio, cioè direi delle cose. E qui dietro a questa cosa, diciamola tutta, perché prima parlavi di Sebald, del cinismo, eccetera, e io direi anche più in generale del postmoderno, perché mi interessano poi questi due scrittori in relazione al postmoderno, è che dietro c'è una, in realtà, dal punto di vista del pensiero, c'è una visione fortemente nichilistica. Cioè dietro quest'idea, questo tipo di politica che strumentalizza tutto, e io direi oggi anche mercifica un po' tutto, e anche la letteratura, cioè anche l'arte, anche la cultura. Dietro quest'idea qui c'è un nichilismo di fondo, cioè c'è un'idea che io alle cose posso fare qualsiasi, posso produrre qualsiasi trasformazione nei confronti delle cose. Le posso prendere perché le domino, le posso trasformare, le posso annientare, perché se non sono utili io le posso anche annientare. E questo nasconde un'idea, che le cose sono niente, cioè sono qualcosa che tanto veniva dal nulla e poi ritornerà al nulla. Se invece una dimensione, diciamo, di pensiero c'è in questo libro, c'è una dimensione invece
di rispetto nei confronti delle creature, anche le cose. E, e che in realtà perché? Perché queste cose sono eterne, non sono per niente, non vengono per niente dal nulla, non esiste, capito, questa dimensione del venire dal nulla e tornare al nulla. C'è una dimensione di eterno forte. Quindi se una politica dovrebbe esserci, e questo sicuramente non sarà, che viene fuori da un libro del genere, se ci fosse un consiglio da dare attraverso questo libro a un politico dovrebbe essere questo, quello di riconsiderare il ormai devastante, terrificante nichilismo contemporaneo, che fa sì che appunto dopo anche l'opera è niente. Nichilismo e aggiungerei narcisismo di cui ci siamo occupati. Il Certo. narcisismo che lascia il delirio che stiamo notando sui social, un delirio narcisistico della società. Per i poveri malcapitati, i ragazzi giovani che si trovano Io, io sono giovane, però io ho vissuto la mia adolescenza senza telefono, il primo cellulare io l'ho avuto a 16-17 anni, avevo un computer ma era un mattone, però non esistevano queste cose. I ragazzi già crescono sui social, cioè bambini neonati, i neonati, la prima cosa, non nascono nemmeno, già tengono la pagellina, già tengono la fotografia su Instagram. I neonati, i bimbi, per me questo è il delirio. In ogni caso, sì, un progetto politico da un romanzo. Tu hai affrontato tematiche politiche anche alludendo o in modo diretto anche negli altri libri. Il fatto di superare il nichilismo, ecco perché ho intitolato la recensione all'altro romanzo Una casa senza amore vuota. Un romanzo riempie una casa, un romanzo è una casa. Questo non è riferito ad Andrea Baiani, che tra l'altro ho anche discusso di lui, del libro delle case. No, non c'è un'allusione a questo romanzo, non alludo a tutti i concorsi, perché ogni anno ci sono una cinquantina di concorsi. Se io quando parlassi vorrei alludere a qualche concorso, impazzirei. Non me ne occupo, non faccio non sono ufficio stampa, anzi, non sono un agente letterario. Penso alle cose serie che riguardano la letteratura, al qui e all'ora. Io ho scritto Senza amore una casa è vuota perché costruire un romanzo è essere in una casa, superare il nichilismo è attuare un amore artistico, è muovere una libido, uscire dal narcisismo, muovere una libido, anche Leonardo che va alla ricerca muove la libido, esce dal narcisismo. Sì, assolutamente sì. Il personaggio di Leonardo, Leo. di Leo, ma No, è come se fosse Leonardo. ci tengo a questa Lo distinzione so, perché ma è come se fosse Leonardo? Chiariamo. direi di no, nel Allora, senso che non io sei tu, non no, sarai non mai sono io, tu. no, non sono No. così sprovveduto, così ingenuo come il personaggio, ma poi anche etimologicamente ci sento una forte differenza, perché Sì. proprio Leonardo vuol dire leone coraggioso, invece Leo etimologicamente vuol dire pelle di leone. Quindi, diciamo, è un po' un Leonardo senza quella forza, no? Senza anche quella violenza, forse, no? Se vogliamo. No? Quindi, Dell'immaginario sì, collegato. del Leonardo. Quindi questo Leo è un po' diverso. Sì, Leo, comunque, scusa l'interruzione, ma ci tenevo a Comunque farlo. Leonardo è un nome bellissimo, a parte Leonardo da Vinci, tante persone che fanno parte del mondo letterario si chiamano Leonardo, anche Leonardo Colombati, è un nome che esiste oggi nella contemporaneità. Sì, era una provocazione, quindi Leo non sarà mai un aspetto di Leonardo scrittore. In effetti io volevo chiederti proprio questo. Leonardo, scrivere questo romanzo, tu che ne hai scritti tanti, hai avuto già successo e avrai ancora altro successo. Che cosa ha significato per te rispetto agli altri? Anche nei personaggi, che cosa hai sentito? Sicuramente, ecco, se devo dire, penso che con questo romanzo forse ho fatto un passo avanti. Sì, ho fatto un passo avanti, nel senso non del narcisismo. Non è che il mio io ha fatto un passo avanti, si fa vedere di più, eccetera. No, questo no. Ho fatto un passo avanti facendone 4-5 indietro, insomma, proprio tanti indietro, perché
proprio per quei motivi a cui tu facevi riferimento prima quando parlavi di questa ironia, questo distacco e questa tenerezza. Io credo che molto sia legato anche, perdonami, insomma, se faccio questo riferimento più biografico, all'età anche. C'è un percorso alla di maturità. maturazione, esatto, c'è un Mm. percorso di maturazione. Quindi ecco, se devo dire, forse è un libro più maturo degli altri. Poi è chiaro che artisticamente si cresce anche, ma da Racconto d'inverno fino a L'isola che non c'era, i mezzi, gli strumenti si affinano perché si scrive, sai. Ma l'arte è secondaria, ecco, voglio dire, scusa se dico questa cosa che magari qualcuno un po' si scandalizza se uno dice così, ma l'arte comunque ecco, la vedo come secondaria nei confronti di quell'aspetto che dicevo prima. Eh, Devi rimanere in contatto, devi assolutamente abbandonarti, non inventi nulla, per cui proprio il minimo del narcisismo possibile. Scrivi, ma scrivi, Dante diceva scrivo perché in realtà una voce mi ditta dentro, diceva così lui, no? E- ma in realtà siamo tutti trovatori, ecco, cioè, non siamo, siamo alla ricerca, mettiamo insieme le cose che troviamo, mm, ma ecco, se non sei illuminato da un sole che ti sta alle spalle, cioè se tu non ti abbandoni a questa luce, a questa illuminazione, a questo fluire, i mezzi dell'arte possono essere i più raffinati possibili, ma non muovono niente. Ecco, prima tu dicevi che muove la La libido, libido. esatto, ma se no non muovi e non commuovi Anche se il nemmeno. processo artistico, c'è una disputa in corso che tengo io personalmente, ma che voglio trattare, perché io devo recensire Walter City, ma sto aspettando Leonardo perché molti dicono che il processo di creazione di un'opera d'arte viene in un modo o nell'altro dal superamento di un nichilismo o comunque da una frustrazione, per cui tu sublimi, sublimi e crei un'opera artistica. Ma io penso che invece ci sia un processo di creazione, di creatività che non è mossa da una frustrazione, da una ferita, no. Io credo che da un ritorno del represso, no. Se semplicisticamente si vuole trattare così la questione, ma la tratterò meglio. Io credo che ci siano invece scrittori mossi da un intelletto fine, vogliamo chiamarlo spirito, potremmo definirlo spirito, ma è proprio lo spirito dello scrittore a vivere nelle opere. Per questo spirito io ti volevo chiedere, il tuo Sì. spirito è forte ormai, è maturo, perché tu hai anche sviluppato il tuo aspetto da regista, quindi è una consapevolezza diversa quando si è registi, perché il regista ha consapevolezza, ha contezza delle scene, del tempo, di quanto un movimento deve andare in 3 minuti, 4 minuti, una pausa, come muovere i personaggi, quindi c'è un'architettura diversa. Il livello è un po' più fine di uno scrittore che non si occupa anche di altre arti. Quindi, sotto questo punto di vista, perché Leonardo, purtroppo Instagram c'ha un vizio, mi Mm. chiude la diretta dopo un'ora. Ah, Quindi ok. se noi non riusciamo a rientrare dopo un'ora mi stacca la diretta e Ho poi capito. ne dovremo cominciare un'altra. Io ho tante domande ancora da farti. Cerchiamo di parlare di due aspetti, se vogliamo, principali, Sì. che ti verranno comunque chiesti, quindi chiariamoli. Un romanzo anche su una memoria di cose che c'erano, si possono riscoprire nuove e che non c'erano. Per te il fatto che questo libro è stato pubblicato proprio da Giuliano e che è stato pubblicato dagli amici della Recherche è stata una cosa voluta? È stata un'emanazione del tuo spirito o è stata una ricerca ponderata? Quindi il romanzo rientra in una letteratura della memoria, del tempo che si è perduto e che si vuole in un modo o nell'altro recuperare. Come si può recuperare il tempo perduto? Innanzitutto, sì, Giuliano Brenna, Roberto Maggiani della Recherche che
Giuliano Brenna viene definito da Roberto Maggiani come bonettologo, perché ha recensito tutti i miei libri, No, le ho quindi, lette le recensioni, sì. ma sì, li ho Quindi apprezzati perché... diciamo, ecco, diciamo, questa pubblicazione viene da lì, da un pregresso che è legato a una fortissima attenzione nei miei confronti della mia letteratura, chiaramente da parte di Giuliano, bontà sua, gli sono debitore per questo, e loro mi avevano chiesto un libro. Io era tanto che non pubblicavo, ormai 5 anni che non pubblicavo un libro, perché insomma, si entra in una sorta di stallo, certe volte editoriale. Eh, si comincia a pensare che pubblicare è bene pubblicare solo quando effettivamente un editore entra in forte sintonia, addirittura in simbiosi con l'autore. Altrimenti pubblicare perde un po' di attrattiva. Io ho avuto la fortuna di cominciare con la Marietti e con un direttore editoriale del calibro di Giovanni Ungarelli, che veniva da Rizzoli, veniva da Mondadori, aveva un'esperienza enorme, aveva conosciuto e frequentato Gadda, D'Arrigo, insomma, era una personalità d'altri tempi, una persona che aveva quasi 80 anni, quindi lui mi ha scoperto e mi ha pubblicato, no? E quindi da allora per me l'editore deve essere un po' una sorta di persona con la quale tu instauri un dialogo sulla letteratura. Si parla di letteratura, non si parla di marketing, ecco, questo voglio dire. Allora dico, devo trovare, se c'è un editore che veramente crede in questa cosa, no? La vive come una cosa sua, perché come dice Roberto Maggiani, altra cosa molto interessante, dice noi pubblichiamo i libri che pubblichiamo perché avremmo voluto scriverli noi, perché devono essere cosa nostra. Scusa la terminologia forse che rimanda a qualcosa di losco, ma non lo è per nulla. E quindi è venuta, diciamo, da persone che avevano una forte consonanza con la mia letteratura e di questo sono felice. Sul discorso che facevi della recherche, mi sembra sul tempo, tu dicevi, sul fatto del tempo perduto, no? Sì, Ecco, cioè io quindi io credo, ho capito sì, l'architettura della pubblicazione. No, credevo che tu sì, l'avessi scelta apposta perché l'isola riprende anche quindi il tempo in cui non hai scritto o memorie tue personali che non hai mai vissuto, incontri che non hai mai vissuto. Se questo romanzo mm. caratterizza e simbolizza quello che tu non hai vissuto in un certo qual modo. Eh, allora, diciamo che la mia scrittura in parte è autobiografica, come sempre succede a tutti, ma non lo è mai veramente autobiografica, quindi veramente no, non l'ho vissuta. Poi è piena di cose che si riferiscono a un esperito mio, ma è un esperito che è un esperito interiore, molto spesso, non è un esperito, diciamo, che si è attualizzato, diciamo, in qualche maniera. Ma sul discorso del tempo, quello mi interessa, che dicevi, su un tempo perduto, non tanto dal punto di vista biografico, ecco, cioè non è che nel libro c'è un tentativo di recuperare un tempo perduto biografico, no. Anche perché non credo proprio a un tempo realmente perduto, cioè per me il passato, no, vive sempre, vive eternamente, perché una cosa che è passata, perché di solito si concepisce il passato come qualcosa che non c'è più. Ma se io la ricordo, c'è, esiste. Ricordare un nulla, no? Perché se non c'è più è un nulla, invece no, perché io lo rinnovo. Ecco, quindi da questo punto di vista il percorso di prustiano, diciamo, no? Che c'è anche dietro la rivista, la Recherche, questo grande amore per Proust, è legato a un'idea di memoria attiva, in fondo, che pesca in un oblio. Ecco, in un oblio. L'oblio sì, quello ci credo, all'oblio ci credo. In realtà questo libro che io ho scritto, L'isola che non c'era, l'ho cominciato a scrivere 9 anni fa, come dicevo prima, e 9 anni fa io pubblicai un libretto che si titolava Al libro chiuso, ed era un libro di meditazioni in prosa, eh?
Meditazioni in prosa ed è proprio quello il suo genitore. La discendenza, diciamo, dell'isola che non c'era è direttamente legata, strettamente legata, quasi con un cordone ombelicale ancora. Forse l'ho reciso adesso questo cordone perché è nata l'isola, perché è finalmente emersa dal punto di vista della pubblicazione e la si può leggere. Ma in realtà è legata a quel libro lì e quel libro lì parla dell'oblio. È un concetto fondamentale. Perché L'oblio esiste per... un tempo letterario, un tempo letterario che Certo, non è un tempo biografico. Eh, Leonardo, io devo chiudere la diretta, sono costretta perché altrimenti si chiude e perdiamo la diretta perché non si salva, la devo per forza ah, perfetto, salvare su perfetto. Instagram. Sì, ti vedevo Ehm, preoccupata, infatti. sì, sono abbastanza preoccupata perché altrimenti perderemo la diretta, perché mi ha No, anche detto che la batteria è scarica, perché io ho ancora il telefono con una batteria che non funziona, dura un'ora. Quindi mi dispiace perché volevo parlare anche della tua attività da regista, però sì, rimanderemo certo, magari a un discorso, avremo quindi una scusa per rivederci anche dal punto di benissimo, vista pubblico. certo, Leonardo, chiudiamo la conversazione perché altrimenti sul serio la perdiamo e sì, cerchiamo almeno di salvare questo bellissimo dibattito e queste bellissime riflessioni che abbiamo mosso insieme. Sono sicura che il tuo libro avrà successo per come tu intendi il successo, quindi proprio certo, il successo letterario, continuare esatto, con la strada letteraria e continuare a fare la storia. Ehm, quindi ci sentiremo con più tranquillità e magari ci incontriamo. assolutamente. Ti ringrazio molto e ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato e hanno avuto la pazienza. Grazie davvero. Ciao, ciao a tutti, buona serata. Buona serata.